Io, come sono fatto io, preferisco lo scontro diretto perché è giusto così. Abbiamo fatto un girone parallelo e andiamo a giocarcela all'ultima. Logicamente noi siamo un po' più avvantaggiati perché abbiamo 2 risultati, però onore anche a loro che non hanno mai mollato. Io, logico, festeggiare in casa era una gioia perché c'era anche tanto pubblico e poteva essere una bella festa. Comunque per noi è festa dall'inizio del campionato. Siamo riusciti a creare un gruppo che mi ha seguito e sono venuti anche i risultati, perciò siamo soddisfatti, la società è soddisfatta, i giocatori li sentite anche voi gridare, non si fermano mai e è stata un'annata come comunque andrà a finire per noi entusiasmante. Io spero di concluderla come siamo in testa adesso. Guarda, purtroppo il calcio è una scienza esatta, o ti alleni o perdi e noi non ci siamo allenati e il risultato è sacrosanto. Seppur l'arbitro purtroppo aveva fatto un errore grossolano sul primo gol, che vedremo le immagini, dice che un nostro difensore ha toccato la palla prima dell'attaccante che era in vistoso fuorigioco. A nostro parere non è così, seppur abbia fatto questo errore non recrimino niente, anche perché avevano avuto 2 grosse occasioni già nei primi 20 minuti, quindi il risultato è sacrosanto. Ripeto, se non ti alleni perdi, il calcio è una scienza esatta.